Un progetto all'avanguardia che prevede la costruzione di un immobile di 6 piani, di cui 2 seminterrati, per un totale di 4.500 m² di superficie. La gara d'appalto prevede un investimento di oltre 10 milioni di euro e la gestione sarà data in concessione per circa 50 anni a chi la gestisce, per poter rientrare nei costi di costruzione. Il bando resterà pubblicato per 60 giorni, dopodiché in caso di presentazione di offerte saranno aperte le buste il 20 di novembre e in caso che andasse deserta procederemo a un'altra gara entro il 31 dicembre. Siamo fiduciosi che il progetto raccolga interesse degli operatori del settore e di società interessate a investire. Grazie anche alla discussione del Consiglio sono stati apportati ulteriori miglioramenti. Ricordiamone le caratteristiche principali. Avrà 93 posti, di cui 14 dedicati al centro per l'Alzheimer specializzato, 15 per il centro diurno e il resto della struttura sarà per RSA e post acuti. C'è anche la piscina riabilitativa, per cui sarà costruito con le più moderne tecniche di risparmio energetico in maniera che l'edificio sia autosufficiente da quel punto di vista lì, e la piscina sarà usufruibile dai residenti e dagli abitanti della nostra vallata negli orari serali. E l'altra cosa importante è che creerà anche tanti posti di lavoro, perché stiamo parlando di un minimo di 40-50 posti di lavoro. Quando vorreste vedere realizzato o comunque partire l'intervento? Se tutto andrà bene, la ditta che si aggiudica il progetto avrà 180 giorni di tempo per presentare il progetto definitivo, dopodiché il progetto sarà validato dall'amministrazione e potranno iniziare i lavori. Il cronoprogramma dei lavori è previsto massimo in 900 giorni per realizzare l'intervento, per cui nell'ipotesi migliore nel 2023 potrebbe essere inaugurata la casa di riposo.